Salve! Siete appoggiati agli asciugamani che devo mettere via. Allora, oggi è il 24. No, non vanno qua gli asciugamani, vanno qua. 24. Anche oggi pioggia. Pioggia, pioggia e pioggia. Non ne usciamo. Vabbè, da domani dovrebbe migliorare di nuovo. Sarà vero? Boh, lo scopriremo solo vivendo. Porto di là questa. Vero, Bobby? Che stamattina, fortunatamente, mi ero ricordata di mettere ad andare la lavasciuga e quindi ho lavato e asciugato gli asciugamani. Però fuori c'è una luce che sembra debba uscire il sole. Lì c'è un pezzettino di sereno. Però no, piove proprio, piove disperatamente. E adesso io ho bisogno che uno di questi giorni Franz mi giri l'orto, la terra dell'orto. Io non ce la faccio, è un lavoro troppo pesante per me, perché così poi potrò fare l'orto. Non so se azzardare già a farlo questo weekend, non lo so. Perché comunque le piantine non le ho ancora prese, quindi io già penso, faccio l'orto, sì, ma bisogna girare la terra e andare a comprare la roba. Comunque, i fiori vorrei andare a comprarli già o venerdì o sabato, quindi questa settimana. E devo capire se fare anche già l'orto. Ecco, solo questo. Pipo. Ciao. Vedi che bello che sei. E ci abbiamo anche un pepe. Che bello che pupi. Ci sono gli uccellini, no? E questa è la postazione perfetta per guardare di fuori. Perché con l'altro tiragraffi non riescono a stare comodi a guardare fuori. Perché è più stretto, è più... cioè i ripiani sono piccoli, sono stretti. Bello. Eh sì, guarda che occhioni. Bello. Cos'è? Cos'è quello? Cos'è, Momi? Cos'è? Allora, 25 pomeriggio. Siccome Franz non è venuto a pranzo, io ne ho approfittato a pulire, visto che gattino ciccioso ha fatto un po' di casini in casa, quindi ho detto pulisco tutto, anche se ho in mente un'altra cosa da fare. Niente, riguardando la parete, dopo qualche giorno, devo dirvi che non sembra così male. Forse però dal video si notano le righe. Però da qui è una bella parete. Sono soddisfatta del mio lavoro, anche se inizialmente mi sembrava uno schifo. Cioè, la parete, guardandola, dal video si vedono i segni, però vi assicuro che dal vivo non si vedono tutti quei segni, assolutamente. Vabbè, questo iPhone fa vedere cose che non esistono. Comunque, lascio le finestre così e guardate di qua, ma non so se c'è ancora. Sì, c'è ancora. C'è Bue. Ciao Bue! Perché ho pulito anche qua. Vedete, a me non lascia i segni, non lascia le righe l'aspiralava asciuga. Sono contenta di aver fatto. Questa me la sono lasciata qua perché non l'ho neanche messa in carica, è al 60%. Perché volevo fare il terrazzo, il poggiolo fuori, perché è un disastro anche quello. Bue! Ah sì, perché non mi ricordo chi era, che mi ha detto che lui soffia ancora, cioè nonostante mi conosca ormai da un po', mi soffia ancora. Sì, perché lui, poverino, è terrorizzato dalle persone e quindi purtroppo questa paura gli rimarrà a vita, secondo me, e anche se mi conosce da tanto ormai, ma purtroppo ha paura e quindi soffia. Soffia e poi miagola anche, perché oggi sono arrivata, era qui sulla terrazza che mi aspettava e gli ho detto ciao e lui ha soffiato e poi ha fatto Mao. Quindi mi parla anche ogni tanto. Vedi Bue? Bue? Eh sì.
devo stare attenta perché lui attacca, cioè poi c'ha delle unghie che sono degli spilli, vero? Vieni, vieni, vieni che quegli altri sono di fuori. Dimmi, povero gattino chiuso di fuori, come farà questo gattino chiuso di fuori? Ah, sì. Adesso vi faccio entrare e pulisco fuori. Tanto si asciuga super veloce col sole che c'è. Stavo per chiamarti Alfa. Pepe, per piacere fammi entrare, mammina. Dai, brontolo. Comunque oggi c'è il sole. Stamattina era bruttissimo. Quando ero partita da casa piovigginava. E pomeriggio è venuto fuori il sole. Cioè quest'albero sembra quasi autunnale. Ha le foglie arancioni, però sono quelle nuove. E quindi sono di quel colore, poi diventano verdi. Però sembra quasi autunnale. La situazione silicone. Allora, in alcuni punti si è asciugato perfettamente, in altri punti non si asciuga, a distanza di non so quanto è ancora bagnato. Qua sotto non si asciuga, ad esempio, ma probabilmente cade giù un po' d'acqua da qua e vedete che la fuga è anche nera, per cui, beh, a parte che sono tutte nere, sono tutte da pulire e non vengono pulite, però insomma lì ci potrebbe essere l'acqua e quindi ok. Però qui nell'angolo non si asciuga, qui. Oh. Là invece si è asciugato tutto perfettamente, ma lì nell'angolo no. Cioè queste fughe così stonano tantissimo. Non si può mettere del colore tipo. No, perché stonano veramente tanto. Il problema è che non vengono pulite, ragazzi, non vengono pulite perché probabilmente è il materiale, a parte magari un po' di muffa dentro, ma oddio, ho tirato roba ovunque, ma è il materiale proprio, che vedete che è grigio. Però in alcuni punti è più bianco. Io non capisco. Bue grasso è ancora qua? Vado ad aprire. Ah sì, si è sdraiato. Ma come sei bello, Bue! Come sei bello! Allora mi metto anch'io qua con te per terra, posso? Così. Bello. Hai già caldo tu, vero? Ah, mi sa proprio di sì. C'è Peppe disperato che vuole entrare, sai, Bue? Adesso chiudo, Oh, che bello che è. Guarda quanto sei bello. Guarda quanto sei bello. Sì, relax proprio. Quanto vorrei lasciargli una cuccia fuori, ma non posso. Lui le adora le cuccette, ma non posso perché c'è l'altro gatto che ci piscia sopra. Guarda lì. Guarda come sei bello. E dai, un bue grasso. Modalità estiva con l'ombrellone e mangio di fuori, che sotto il sole mi ustionerei. Sono con la maglia così perché in casa non fa caldo. Qua di fuori si sta molto bene, però sto bene anche così. Non vorrei prendere freddo. Però si sta, cioè, sembra proprio primavera. Ecco, no, estate no, primavera. Sotto il sole estate, ma se no primavera. Adesso mangio e sono le 3:20 di pomeriggio. Sì, adesso mangio e pane con pomodorini, speck e stracchino. Vi faccio vedere Pepe come è messo. Pepe, sai che non voglio che stai lì. Muovi la coda, sì. Spiaggiato. Ho un sonno, una stanchezza. Cioè, mi addormento da seduta. Cioè, mi si chiudono gli occhi. Sono più stanca. Stavo guardando il Giro d'Italia, la tappa, quella che passa per Cortina, sono... Beh, quelli, i primi, diciamo, sono già a Cortina. Sono già scesi dal Giau. E gli altri stanno scendendo dal Giau adesso. Adesso c'è la pubblicità. Comunque mi sono messa a guardare proprio il giro, visto che la tappa poi arriva alle 3 cime, è sempre bello da vedere. Bello vedere queste zone in televisione. Ecco, una cosa che non mi piace guardare, ad esempio, è A un passo dal cielo. Quello non mi piace. Oh, che meraviglia. Si può dormire un po'?
sono proprio stanca. Cioè, dormirei qua così. Vabbè, adesso vado a piegare la biancheria e stanchezza portami via. Vado a piegare la biancheria e cos'altro? Fuori c'è il sole e piove. Bene, normale. E altre cose basta. Non ho da aggiornarvi su niente perché solita vita, lavoro casa, casa lavoro, quindi non ho altro da dirvi. Un pollo. Alfa, scegli un pollo. Alfa, scegli un pollo. Che. Senti come piove, figli? Senti come piove, figli? Qua continua a piovere. Qua piove sempre praticamente. E vabbè. Ciao Alfietto! Ciao! Stai qua con me di fuori. Dai, prenditi un po' di arietta. Bravo! Sì, bello!